Stamani presentazione del progetto Agrigento Capitale della Cultura 2025 al Teatro Pirandello, presenti anche i sindaci della provincia. Trovati 2 corpi dei piloti che ieri si erano schiantati con il loro aereo durante lo spegnimento di un incendio, aperte 2 inchieste. Consuntivo settimanale del Covid della provincia, al via il convegno medico 7ª edizione delle giornate agrigentine di medicina interna. Presentato il libro di Don Mario Sorce sull'esperienza del cartello sociale ad Agrigento. Interviste ai 2 nuovi parlamentari eletti, Ida Carmina alla Camera e Carmelo Pace alla Regione. Cresce l'attesa per i 2 derby che interesseranno la nostra provincia, l'Agragas incontra il Profavara e il Licatacaccio contro il Canicattì, la Fortitudo incontra il Latina. E benvenuti alla nuova edizione di TV Notizie, presentazione stamani ufficiale al Teatro Pirandello della candidatura della città di Agrigento e del territorio provinciale a Capitale Italiana della Cultura per l'anno 2025, il servizio. Sindaco, oggi si presenta il progetto Agrigento Capitale della Cultura 2025 con un evento qui al Teatro Pirandello, un programma insomma intenso e ricco che vede la partecipazione non solo di artisti ma di tantissimi ragazzi delle scuole. Sì, oggi presentiamo ufficialmente la candidatura di Agrigento a Capitale della Cultura Italiana 2025. Sono emozionato, è un evento importante. Capite bene, se riusciamo in questo progetto, in questo obiettivo, Agrigento può svoltare dal punto di vista culturale, economico, turistico e dal punto di vista anche di qualità della vita. Ce la stiamo mettendo tutta, invito tutti i miei concittadini a essere uniti e a lavorare insieme per migliorare le sorti della nostra città. Insomma, un impegno che non è solo il comune ma di tante strutture agrigentine, l'università, insomma, fondazione, tanti teatro. Sì, tante strutture agrigentine, ma dirò di più, abbiamo coinvolto anche l'intera provincia di Agrigento, più tardi verranno anche gli altri sindaci, perché bisogna valorizzare l'intero territorio, da soli non si vince, invece tutta l'intera provincia, una provincia che è ricca di arte, di cultura, di storia, penso che merita essere menzionata e di viaggiare accanto a noi. L'Overtour, una giornata importante oggi con la presentazione alla stampa, alla città del progetto Agrigento Capitale della Cultura 2025. Sì, sul piano della comunicazione è sicuramente il momento più significativo, perché dopo un intenso lavoro che è durato un bel po' di mesi e che ha visto collaborare istituzioni, associazioni, cittadini, intellettuali, dopo la elaborazione di un progetto che a nostro modestissimo avviso è di elevatissima fattura, oggi lo presentiamo ufficialmente al popolo della provincia di Agrigento. Non era soltanto una nostra esigenza di comunicazione, ma l'abbiamo ritenuto un dovere, non solo per informare sui contenuti essenziali di questo progetto, ma anche per chiamare ancora una volta i cittadini della provincia di Agrigento a fare proprio questo progetto, a sentirlo nell'anima oltre che nel corpo e a risvegliare quell'orgoglio di agrigentini che deve rendere questa città ancora una volta protagonista nel mondo. Un evento che sta avendo tantissimo successo, come stiamo vedendo anche dal tanto pubblico presente, Prefetto. Perché è un evento importante, direi storico, speriamo di arrivare a questo traguardo, si sta lavorando tanto, devo dire anche con una bella sinergia tra le istituzioni. Io penso che Agrigento ha tutte le caratteristiche e tutti i presupposti per poter realizzare questo, chiamiamolo, sogno. Se così sarà, gli effetti sull'economia, sullo stesso tessuto sociale saranno sicuramente molto positivi. Ecco, siamo qui per testimoniare che lo vogliamo veramente. Un programma ricco, intenso, quello di oggi, che hai curato la direzione artistica. Una grande emozione perché è un grande passo in avanti per Agrigento, ci vuole coraggio, ci vuole la capacità, la volontà di usare ed è questo che sta facendo il sindaco, che sta facendo il presidente Mangiacavallo e questo che stanno facendo i progettisti del progetto, il dottore Roberto Albergoni e tutto lo staff che sta lavorando con passione da mesi e da tempo a questa grande progettualità. E oggi siamo qui al Teatro Pirandello per presentare alla comunità il dossier e tutto ciò che riguarderà
questa candidatura 2025. Anche degli interventi artistici? Sì, gli interventi artistici avremo l'onore del grande maestro Francesco Buzzurro con la sua infallibile chitarra e poi l'orchestra del Liceo Musicale Classico Empedocle e degli attori siciliani che ho avuto il piacere di coordinare per un'ouverture molto particolare. Il consorzio universitario su delega del Comune è stato investito della responsabilità di organizzare la parte, diciamo, del progettuale della candidatura. È stato stilato un progetto che oggi verrà ufficialmente presentato dinanzi alle scuole, dinanzi a tutte le autorità, ai sindaci soprattutto dei comuni che sono protagonisti di questo progetto. Sindaco, anche il Realmonte partecipa al progetto Agrigento Capitale della Cultura 2025 insieme ad altri comuni della nostra provincia. Assolutamente sì, noi a Realmonte, città della Scala dei Turchi, diciamo sempre che bisogna andare nella direzione della bellezza e questa candidatura è bellezza con tutto quello che potrà comportare in termini di crescita economica, culturale, socio-economica. Approfittiamo di questa sua presenza qui come presentazione di Agrigento Capitale Cultura 2025, anche la Chiesa dà il suo sigillo alle varie manifestazioni nel programma. Ma diamo un contributo, siamo contenti di questa proposta che certamente si allarga, immagino, al territorio di Agrigento, non solo alla singola città di Agrigento, territorio ricco di cultura, di tradizioni, che ben si può affacciare a questa, come chiamarla, a questa competizione per un riconoscimento che già dalla proposta può essere motivo di progettazione, di strategie che aiutino lo sviluppo turistico, ma non solo turistico, uno sviluppo di valore per chi abita già il territorio. Voi siete presenti con una struttura bellissima che è appunto il Mudia. Noi abbiamo diverse strutture, è un patrimonio che ha la chiesa che è in Agrigento e ripeto, quando dico Agrigento dico Sciacca, Sambuca e così via. Sapete bene le ricchezze culturali, artistiche che insistono su questo territorio. Ritrovati 2 corpi dei piloti alla guida del Canadair, dell'azienda che per conto della Protezione Civile siciliana ieri si era schiantato accidentalmente nelle montagne di Lingua Grossa per spegnere un incendio. Aperte intanto 2 inchieste per appurarne le cause. Sono stati ritrovati i resti dei 2 piloti del Canadair precipitato ieri a Monte Calcinera durante un'operazione di spegnimento di un incendio nella zona. La notizia è stata confermata dalla Procura della Repubblica di Catania e dai Vigili del Fuoco che sono ancora sul posto di lavoro. Le vittime sono Pozzoli, di 58 anni, di Erba, in provincia di Como, che era il comandante del Canadair 28, e il primo ufficiale Roberto Mazzone, di 62 anni, di Salerno. Il velivolo era al suo 3° passaggio sulla zona dell'incendio sita su Monte Calcinera. Sono 2 i fronti dell'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Catania sul Canadair precipitato ieri a Monte Calcinera durante un'operazione di spegnimento dell'incendio nella zona, causando la morte dei 2 piloti che erano a bordo. Il primo troncone riguarda le cause del disastro aereo, verificare quindi se si sia stato dovuto a un errore di manovra o a problemi di volo o altri problemi strutturali. Il secondo sulla causa dell'incendio, per cui il Canadair 28 era stato chiamato a intervenire, a accertare se è stato appiccato e quindi sia stato doloso. I reati ipotizzati per il momento sono disastro aviatorio colposo e incendio. La Procura della Repubblica di Catania conferirà quindi l'incarico per effettuare l'autopsia sui resti dei 2 piloti e successivamente quello tecnico per effettuare l'analisi della scatola nera che è stata trovata per gli altri accertamenti sulle cause dell'impatto. Report settimanale sulla situazione dell'andamento del Covid nella nostra provincia, curato dal commissario straordinario dell'ASP di Agrigento, dottore Zappia. Ultimo appuntamento con l'aggiornamento della pandemia nella nostra provincia.
Allora, vi ricordate quando vi dicevo che in Italia si cresceva e noi ancora eravamo fermi? In questo momento la Sicilia è esattamente all'opposto, sono passate le 3 settimane, fino a ottobre la nostra Sicilia è l'unica regione che sta andando in controtendenza, quindi abbiamo un aumento di positivi e poi invece abbiamo un'altalenanza di ricoveri che vanno crescendo. In questo momento noi a Ribera abbiamo 12 persone, 11 in medicina, tra medicina e malattie subintensiva e 1 in terapia intensiva. Quindi abbiamo una fase in cui un po' stiamo salendo e scendendo, però per fortuna questa coda si sta mantenendo così come prevedevano gli studiosi di epidemiologia e di sanità pubblica, si sta mantenendo abbastanza sul basso. Addirittura in Italia l'indice RT proprio di stamattina, venerdì, è sceso al di sotto dell'1, quindi al di sotto della soglia epidemica, significa che ogni persona non contagia un'altra persona, ma un po' meno, quindi siamo in una fase di regressione in Italia e noi la raggiungeremo fra qualche tempo. La cosa è ripetitiva, ma ve la dico di nuovo, è che noi continuiamo ad avere dal 20 al 25% di positività sui tamponi, ma tenete sempre presente che tanti di noi non denunciano neanche. Allo stesso modo noi continuiamo ad avere un basso numero di vaccinazioni, per lo più quarte dosi. Abbiamo 700 vaccinazioni in una settimana e quindi sono pochissime. Quindi a questo punto diventa importante dare qualche notizia sulle cose, sulle attività che noi facciamo. Diciamo che ci sono lavori in corso su tutti gli ospedali, soprattutto per quanto riguarda gli ascensori, sono a Sciacca in questo momento, ma stanno iniziando anche ad Agrigento. Però abbiamo anche delle iniziative, oggi c'è un convegno di cardiologia, poi ce ne sarà un altro, vedremo man mano. Vi voglio solo dire invece una iniziativa importante nostra, che è la sicurezza negli ambienti di vita, un'attività di prevenzione che la nostra ASP sta facendo per focalizzare la nostra attenzione su quello che è incidenti domestici o incidenti stradali o incidenti del lavoro, ma lì hanno una celebrazione, un focus particolarmente attento da parte dell'ANMI, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro, che si opera molto, molto bene in tutte le nostre province. Quindi noi ci focalizzeremo soprattutto su incidenti domestici e incidenti stradali ed è un'ottima iniziativa perché i numeri di persone, anche bambini o anziani, che hanno degli incidenti domestici spesso non sono conosciuti, quindi sarà un'occasione l'8 e il 9 novembre, quindi la stiamo lanciando in anticipo, ma la ripeteremo settimana prossima, per poter riflettere sull'importanza della prevenzione in questi ambienti e come è facile solo se noi lo vogliamo. Vorrei concludere con una specie di una cosa che non ho capito. In questo momento noi abbiamo di oggi, stamattina, la notizia che non saranno più obbligatorie le mascherine, non saranno più obbligatorie, quindi attendiamo a leggere qualcosa di ufficiale, neanche negli ospedali e nell'RSA. A me questo sembra di un'imprudenza esagerata, perché vi ricordate che al di là dei decreti il Covid non è passato per decreto e la diffusione non passa per decreto, quindi vi direi di fare tesoro di quella che è stata la nostra esperienza, perché con la mascherina, con il distanziamento, con l'aerazione, con il lavaggio delle mani noi ci siamo riusciti a ridurre tante complicazioni. La prima fra tutte, non abbiamo abbiamo avuto un crollo verticale dell'influenza con questa sola protezione. Ma vi dico che questo non è un pensiero mio, perché ovviamente non varrebbe nulla, ma è un pensiero del Giappone, che è una nazione, devo dire, abbastanza evoluta, che nonostante tutto quello che passate fuori da tutto, o comunque anche lei ogni tanto rientra nella nostra stessa condizione, raccomanda di vestire la maschera attentamente, opportunamente, lavate bene le vostre mani e evitate assembramenti, feste in cui si grida e si parla a voce alta senza mascherina e gli spazi chiusi. Quindi quando una nazione così, e quindi non il commissario o qualche studioso della nostra sanità pubblica ci danno queste indicazioni, io vi faccio solo una proposta: utilizziamo la nostra esperienza e la nostra intelligenza. Abbiamo visto
che queste piccole cose ci consentono di abbattere significativamente le nostre infezioni, non quelle di altri, non solo quelle di altri, quindi facciamolo perché tanto non ci costa nulla. Appuntamento alla prima di novembre, al primo appuntamento di novembre. Al via il 7° convegno medico, le giornate agrigentine di medicina interna e lungodegenza post-acuzie. L'evento ha avuto la durata di 2 giorni e si è svolto presso la sala conferenze dell'ospedale civile di Agrigento. Dottore Cacciatore, oggi le giornate agrigentine di medicina interna, un appuntamento importante per fare un punto un po' sulla situazione medica di Agrigento con tantissimi argomenti trattati. È un appuntamento estremamente importante per quanto riguarda la medicina interna. Gli argomenti che quest'anno abbiamo messo in ordine del giorno riguardano la pneumologia, riguarda anche la diabetologia e soprattutto l'ipertensione. Sono dei temi estremamente frequenti, con questi temi noi abbiamo a che fare quotidianamente. Ci sono relatori di altissimo livello, speriamo di riuscire a dare una corretta e utile informazione ai nostri colleghi medici. Il suo impegno sempre costante nel territorio anche per l'incarico importante che ha. Sì, quest'anno è un impegno ancora maggiore perché è rivolto anche non solo ai medici, ma il corso è rivolto anche ad altre figure sanitarie quali farmacisti, fisioterapisti, infermieri che hanno un ruolo importante nell'ambito della sanità e anche tecnici di radiologia, biologi, come ho detto, quindi abbiamo voluto allargare un po' a tutte le figure professionali presenti. Qual è lo stato di situazione della nostra sanità ad Agrigento? Ma la situazione della nostra sanità ad Agrigento diciamo che necessita di ulteriori ritocchi, certamente non siamo gli ultimi. C'è il bisogno e c'è la necessità di ulteriori figure, soprattutto mediche e infermieri, dove c'è tanta carenza, perché il numero chiuso purtroppo ha determinato una carenza medica e infermieristica notevole. Ecco, la lungodegenza quanto è importante? La lungodegenza ha un ruolo secondo me importante, come tutti i reparti post-acuti, perché raccoglie i pazienti che provengono da tutti gli altri reparti, sia che vengono dalle strutture private, quindi come la Sant'Anno, come altre cliniche private della nostra provincia, sia che vengono da altri reparti per acuti del nostro ospedale o degli ospedali vicini che hanno avuto o hanno delle complicanze. Per cui noi raccogliamo pazienti che vengono non solo dall'ortopedia, ma anche che vengono dalla cardiologia, dalla medicina interna, un po' da tutti i reparti per acuti. Oggi l'appello del Presidente della Repubblica a non abbassare i toni verso il Covid. Ecco, il Covid purtroppo sta pigliando di nuovo il sopravvento, fortunatamente rispetto a quelli che rispetto alla infezione di qualche anno fa è un virus più diffusivo, ma è un virus anche meno tossico, cioè che fa meno male, dove le nostre rianimazioni sono piene ma non pienissime. Diciamo che è una cosa positiva questa, perché con il vaccino abbiamo un po' dato un giusto indirizzo alla terapia. Consiglia la nuova dose? Consiglio a tutti, sanitari e non sanitari, di fare la 4ª dose. Ricordo solo che chi ha avuto anche il Covid dopo i 60 giorni può fare il vaccino. Quindi lo consiglio a tutti e lo consigliamo perché è l'unica strada che oggi abbiamo contro il virus. Come valuta queste iniziative oggi qua ad Agrigento? No, è molto bello perché in effetti queste giornate servono, oltre che per l'approfondimento di queste tematiche, a conoscere sempre più specialisti e diffondere la completezza della medicina interna, che appunto ad oggi magari ancora non si inquadra bene come specialista
e che invece deve essere sempre più pubblicizzata, perché il medico internista si occupa di tutto, quindi è importante che vengano incentivate queste campagne. Con la sua esperienza diretta? Su cosa? La sua esperienza diretta che sta facendo È una bella esperienza, perché comunque il reparto in cui lavoro è un reparto che si occupa sia del malato ambulatoriale che del malato che deve essere visto a lungo termine, che del malato che invece deve essere inquadrato nell'ambito delle urgenze, e quindi è un'esperienza che forma a 360 gradi. Oggi ho l'opportunità di relazionare un caso clinico più raro, e quindi chiaramente è un onore per me essere qua, però è un'esperienza altamente formativa, e quindi insomma a chi piace e chi ha la passione non può che essere entusiasta, insomma. E intanto sopralluogo del Presidente della Regione Renato Schifani, al Policlinico di Palermo il nuovo pronto soccorso sarà pronto entro il prossimo mese di novembre. Una visita che considero importante perché abbiamo fatto sintesi, c'è l'impegno dell'impresa di consegnare i lavori definitivamente con le certificazioni entro il 15 novembre, poi l'Università metterà le attrezzature e finalmente a brevissimo la città di Palermo potrà avere un nuovo pronto soccorso, sale operatore e la degenza relativa alla chirurgia. Occorreva uno sforzo di tutti, siamo venuti qui a verificare, ho raccolto l'impegno di tutti gli addetti ai lavori, ne siamo convintamente soddisfatti. È un nostro dovere quello di fare in modo di promuovere anche queste intese per fare sinergia in un mondo in cui la sanità, in particolar modo nella logica del pronto soccorso, ha bisogno di cura, di attenzione e di sensibilità. Qualche giorno fa il commissario straordinario del Policlinico e il rettore Cuzzocrea hanno pensato bene di estromettere dalla contrattazione decentrata le organizzazioni sindacali afferenti al comparto istruzione e ricerca. A questo si aggiungono i problemi atavici ormai del Policlinico, quali quelli del pronto soccorso, dove i lavori ancora non sono stati completati. Noi l'avevamo denunciato già l'anno scorso che durante la pandemia iniziare questi lavori sicuramente avrebbero creato danni e soprattutto avrebbero creato dei problemi all'interno delle policliniche e soprattutto con i pazienti che si recavano al Policlinico. Loro dicono che i lavori finiranno sicuramente ad ottobre, ma da quello che ci risulta, vedendo anche proprio visivamente i lavori, soltanto la parte muraria è stata completata, ma all'interno tutta la parte della strumentazione, tutta la parte che riguarda poi le operazioni che verranno fatte all'interno del pronto soccorso non è stata minimamente completata. Al momento il Policlinico è mal gestito sia da parte del commissario che da parte del rettore Cuzzocrea. C'è una mala organizzazione e non si riesce a capire perché non si risolvono i problemi delle persone. È da oltre un anno e mezzo che c'è un attacco ai diritti sindacali da parte del magnifico rettore e del commissario straordinario. Tutto questo perché ci siamo opposti alla trasformazione del Policlinico in IRCS, e questo è il vero problema. E quindi, nonostante, come io avevo dichiarato da subito, che dal punto di vista giuridico l'azienda non poteva essere trasformata in un IRCS, si è messo mano naturalmente allo stato giuridico dell'azienda, che nonostante ci siano sentenze della Corte d'Appello del dicembre 2021 che ci continuano a confermare quello che ci confermano anche i contratti collettivi quadro nazionale, che noi siamo un'azienda universitaria, quindi per il decreto 517 un'azienda di tipo A, loro si fanno forti di una semplice ordinanza che dopo Ferragosto è venuta fuori dal Tribunale del Lavoro, ma una semplice ordinanza che, ripeto, non fa giurisprudenza rispetto alle sentenze in corso, e che il Policlinico, il commissario straordinario, sta utilizzando questa semplice ordinanza per modificare appunto la contrattazione, cioè decide il padrone con chi dialogare. Presentato ieri il libro di Don Mario Sorce sulla stessa strada, intervistato dal collega Salvatore Pezzino, ove si racconta dell'importante esperienza del cartello sociale di Agrigento. All'evento presente anche il prefetto Rita Cocciufa e l'ex presidente Caputo e i rappresentanti dei sindacati CGIL, CISL e UIL. Don Mario, oggi la presentazione di un libro sulla stessa strada qua ad Agrigento, alla presenza anche dei prefetti che hanno collaborato a questa iniziativa del cartello sociale. Ecco, da cosa nasce l'esigenza di scrivere questo libro intanto? Da una richiesta fatta dall'allora vice ministro e poi sottosegretario alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri, che ci diceva: perché
non scrivete qualcosa che porti a conoscenza le altre realtà fuori di Agrigento di questa esperienza particolare che è del cartello sociale. L'esperienza cioè di fare sinergia o cercare di fare sinergia tra le varie realtà sociali presenti in un territorio. Istituzioni, prefettura, sindaci, associazioni, sindacati, chiesa, cittadini comuni, che messi insieme, partendo dall'interesse che tutti abbiamo del migliorare la vita di un territorio, fanno unione e l'unione fa davvero la forza. Questo è stato l'auspicio. Abbiamo fatto un piccolo bilancio dell'opera che in questi 3 anni il cartello ha mandato avanti. Sono piccole conquiste, piccoli grandi conquiste che ci hanno portato a vincere qualche battaglia. Naturalmente diverse altre devono essere ancora combattute, affrontate, ma si potrà arrivare ad ottenere altri grandi risultati solo a una condizione: che tutti e ognuno facciamo la nostra parte. Ecco, lei ha citato nel suo discorso le origini di come nasce il cartello sociale. Ecco appunto come nasce il cartello sociale. Nasce dal fatto che c'era un evidente divario tra le diverse parti d'Italia rispetto alle infrastrutture, ma anche in Sicilia Agrigento era l'unica provincia a non avere 1 chilometro di autostrada. E quindi, preso atto di questa amara realtà, siamo arrivati a proporre all'allora vice ministro Cancellieri un incontro. Da lì poi è partita la marcia del 25 gennaio, che è stata partecipata da diverse migliaia di persone, tutte accomunate da un desiderio: così non possiamo continuare ad andare avanti, è necessario che si dia una svolta a questo territorio. Si può e si deve dare una svolta, perché senza le adeguate infrastrutture non c'è sviluppo e quindi non c'è un miglioramento della vita comune, economica, civile di questo territorio. Ecco, lei è soddisfatto dei risultati che si sono raggiunti? Diciamo di sì, perché ho imparato a guardare il mezzo bicchiere pieno e non a quello che manca, però c'è ancora tanto da fare. Proponevo a lei un nuovo cartello sociale. C'è stato un momento di stanca, lei ha citato alcune manifestazioni contro il caro energia che sono andate, diciamo, singolarmente con scarso risultato. Ecco, si andrà avanti con iniziative altrettanto forti e interessanti nella comunità comune? Io mi auguro di sì, laddove ognuno di noi, le diverse realtà da sole facciamo manifestazioni o interventi di qualunque tipo sul caro bollette, sulle infrastrutture, sul problema dell'acqua, e non mettiamo invece insieme la potenzialità che vede la comunità nel suo insieme costituire davvero un'unicità, allora faremo piccole cose, mentre insieme faremo grandi cose. E cerimonia conclusiva del progetto Abitare il Paese promosso dall'Ordine degli Architetti di Agrigento. Accendere un faro per una nuova domanda di architettura intesa come richiesta di cultura, qualità, trasparenza e legalità, partendo dalle giovani generazioni attraverso un'azione di coprogettazione territoriale che ha la sua origine nella scuola. Questi principi alla base del progetto Abitare il Paese, promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti, attuato ad Agrigento grazie all'impegno dell'Ordine degli Architetti presieduto da Rino Lamendola e l'Istituto Comprensivo Agrigento Centro, diretto da Rosellina Greto, e assunto il ruolo di scuola pilota del progetto che dal prossimo anno scolastico sarà esteso sul territorio provinciale. Siamo orgogliosi di essere riusciti a stimolare la creatività dei ragazzi sulla una nuova visione della città, sulla riqualificazione di alcune aree adiacenti al plesso scolastico Garibaldi, che sono state un po' reimmaginate quali aree attrezzate a supporto delle attività didattiche da svolgere da parte dell'istituto all'aperto. Tutto ciò peraltro ci ha consentito di tracciare un percorso lungo il quale l'anno prossimo estenderemo questa esperienza, quindi il progetto Abitare il Paese,
ad altri istituti, altre scuole del territorio provinciale, con l'obiettivo proprio di promuovere una nuova domanda di architettura sul nostro territorio agrigentino, coinvolgendo le scuole di secondarie di primo e secondo grado. Devo dire che quest'anno l'esperienza ha dato risultati davvero sorprendenti, tutto questo grazie intanto all'interesse dei ragazzi, che ha superato le aspettative, ma poi bisogna anche ringraziare innanzitutto il dirigente scolastico di Agrigento Centro, che insomma si è dimostrato sensibile a fare da progetto pilota di questa esperienza, ma poi bisogna ringraziare anche la coordinatrice del progetto Belinda Drago e tutti i docenti tutor che hanno seguito i ragazzi un po' nelle varie fasi del lavoro svolto. Allora, siamo alla giornata conclusiva di un progetto organizzato a livello nazionale dal CNA, dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Agrigento, con la scuola pilota all'Istituto Comprensivo Agrigento Centro. Questa giornata si svolgerà all'interno della villetta, una delle aree di progettazione dei ragazzi. È stata voluta proprio in quest'area perché per noi il principio di recupero è quello di vivere, dare un'anima ai luoghi, agli spazi urbani per poi recuperarli. Sento il dovere di ringraziare l'Ordine degli Architetti di Agrigento per aver assegnato all'Istituto Comprensivo Agrigento Centro il ruolo di scuola pilota nel progetto nazionale Abitare il Paese. Gli alunni, unitamente ai docenti, hanno avuto l'opportunità di vivere un'importante esperienza di cittadinanza attiva, di riflettere sul valore dell'architettura come bene collettivo e soprattutto, insieme ai professionisti locali, ragionare, progettare una città per il futuro, una città più intelligente e sostenibile. Corso di aggiornamento per gli architetti, un'altra occasione di incontro con i colleghi. L'Ordine ha fornito questa possibilità ulteriore di aggiornamento su un argomento importantissimo di attualità, qual è la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, in special modo nell'ambito cantieristico. Quindi oggi concludiamo un percorso già iniziato qualche mese fa, formando i nostri colleghi nel ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, e lo completiamo questa sera con un ulteriore impegno in aggiornamento e un'ulteriore qualificazione di tutti i colleghi. Linea alla regia per la pubblicità. E oggi, in occasione della presentazione del progetto Agrigento Capitale della Cultura, al Teatro Pirandello era presente anche la neoparlamentare di 5 Stelle, già sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, eletta alla Camera. L'abbiamo sentita in merito al suo esordio come neoparlamentare eletta nella nostra circoscrizione nel Movimento 5 Stelle. Onorevole Carmina, al ritorno da Roma all'esordio del governo Meloni, una prima sua esperienza di questi primi giorni e della sua presenza politica anche all'interno del 5 Stelle, che si caratterizzerà con una forte opposizione. Certo, non si può fare altrimenti, perché già le premesse sono cattivissime. Sentire urlare dal capogruppo leghista Molinari "noi siamo per il lavoro, non per i parassiti", ripetuto più volte, già denuncia una concezione, un atteggiamento fortemente sbagliato nei confronti delle classi sociali più deprivate. Non è che la gente non vuole lavorare, al contrario, non trova lavoro, perché qua noi non abbiamo un'adeguata offerta di lavoro. Quindi evidentemente l'atteggiamento è assolutamente sbagliato, occorrono investimenti al sud. Un governo formato da 19 persone del centro-nord rispetto a 25 ministri e con 2 ministri del sud che rappresentano 20 milioni di persone, l'ex presidente della regione siciliana Musumeci e il presidente della regione Puglia Fitto, con ministri senza portafoglio, già denuncia quale sia l'atteggiamento di questo
questo governo nei confronti dell'asse del centro-sud. Per questo la nostra presenza deve essere forte, attenta, a salvaguardia dei cittadini di una larga parte dell'Italia. Davvero poi il Presidente Meloni ha detto che l'Italia non è un paese per giovani, ma lei lo dimostra innanzitutto con le scelte proprio delle persone che compongono questo governo. Basti pensare che lei deve le sue fortune politiche al fatto che allora Berlusconi la nominò ministro a 29 anni, ministro della gioventù, mentre lei nomina una persona di 62 anni. Per carità, bravissimo, ma le esigenze dei giovani vanno risolte dalla fascia d'età adeguata. È esclusa da questo governo tutta la fascia da 25 ai 45 anni, cioè tutti i giovani adulti che fanno il nervo vitale del futuro di questa terra. Chi deve comprendere e praticare adeguatamente le scelte per un futuro sostenibile se non coloro che ne sono protagonisti? Questo dice tutto, quindi evidentemente noi saremo pronti e attenti alle esigenze della gente e del futuro, ma tante altre cose come quella del gas, cioè andare a dire che la soluzione energetica è legata esclusivamente alle trivellazioni al mare quando si sa che trivellando tutto il mare si avrebbero riserve per un solo anno, significa non aver compreso quanto sia importante la questione climatica, la questione ecologica nella nostra terra, e evidentemente sarebbero disagiate le regioni più povere. E adesso sentiamo anche l'onorevole Carmelo Pace, già sindaco di Ribera, neoeletto alle recenti elezioni regionali per la Nuova Democrazia Cristiana. Onorevole Presidente, oggi a questa iniziativa dell'Agrigento Capitale della Cultura consideriamo anche il suo esordio in politica con l'elezione avvenuta recentemente al 25 settembre. Ecco, come rappresenterà anche il suo territorio? Con l'occasione vogliamo anche per farle la nostra prima intervista. È un grande privilegio, essere diventato parlamentare regionale è un grande privilegio. Esserlo diventato con la Democrazia Cristiana, insomma, il partito in cui mi sono riconosciuto fin da bambino, è un grandissimo onore e spero di essere all'altezza di rappresentare non soltanto tutta la provincia d'Agrigento che è il nostro collegio naturale, ma di rappresentare gli interessi di tutti i siciliani. Siamo forza di governo, abbiamo una grande responsabilità nei confronti di tutta la Sicilia, partendo chiaramente da Agrigento. Oggi siamo qua proprio come promotori di questa bellissima iniziativa e noi parlamentari vogliamo essere a fianco di questa bellissima iniziativa. È un cammino lungo, questi 5 anni segneranno il destino dei nostri territori, vogliamo essere presenti e mi auguro veramente di essere all'altezza di questo delicato e ambizioso ruolo. Ecco, lei è stato nominato dal direttore Cuffaro commissario della provincia e stiamo vedendo che ogni giorno puntualmente arrivano nuove adesioni da tutto il territorio, quindi da un lato un progetto politico che riscontra particolarmente attenzione, dall'altro anche il suo impegno personale a costruire questa nuova rete e questo nuovo progetto politico per la nostra provincia. Attualmente non c'è alcun commissario provinciale, c'è solo il commissario regionale che è il presidente Cuffaro e che di volta in volta nomina i vari commissari cittadini. Il mio impegno in quanto parlamentare è quello di continuare a dialogare con i territori, lo facciamo chiaramente sinergicamente con il presidente Cuffaro, stiamo procedendo per formalizzare le adesioni in tutti e 43 comuni della provincia d'Agrigento, ma poi per quanto riguarda Cuffaro, per quanto riguarda anche me, continueremo con le altre province siciliane. Ecco, parliamo ora della regione, del presidente Schifani, ci sono in atto le solite trattative per la compagine governativa, ecco, si parla tanto anche di 2 assessorati alla vostra schieramento politico, cosa c'è di vero, se ci può dare qualche indiscrezione? Ci sono delle trattative, le trattative stanno seguendo i tempi della politica. Molto probabilmente, come ho anticipato, saremo presenti all'interno del governo della regione, dovremmo avere 2 assessorati. La linea del presidente Schifani è che debbano essere dei parlamentari in carica, quindi non ci saranno nomine esterne. In questo caso noi indicheremo un uomo e una donna
e saranno sicuramente persone qualificatissime che riusciranno a rappresentare non soltanto i valori della democrazia cristiana ma di tutta la Sicilia. Ecco, il suo impegno verso cosa è la preferenza? In cosa piacerebbe cimentarsi, diciamo, maggiormente nell'impegno della regione politica? È risaputo che mi è stato chiesto ripetutamente anche dal Presidente Cuffaro un eventuale mio impegno anche all'interno della giunta di governo. Abbiamo concordato con il Presidente Cuffaro che è meglio per ora, per gli interessi principalmente del partito, utilizzare la mia persona per altri ruoli, e sicuramente ci saranno persone brave come me, probabilmente ancora più di me, che si impegneranno all'interno della giunta di governo. E lunedì 31 ottobre i parchi e i musei della Sicilia saranno aperti in onore della giornata dei giovani e della memoria, da quest'anno in vigore per la prima volta dalla sua istituzione, l'apertura voluta fortemente dalla Regione Siciliana e il servizio. La Regione Siciliana aderisce alla Giornata Nazionale Giovani e Memoria che si celebrerà lunedì 31 ottobre offrendo alle persone che hanno 35 anni al di sotto l'ingresso gratuito ai parchi archeologici, ai musei, ai siti culturali dell'isola che per l'occasione resteranno straordinariamente aperti. Nata per raccontare le conquiste, difficoltà, traguardi, gli obiettivi del nostro paese, la giornata riconosce l'importanza di valorizzare il passato e l'identità quale patrimonio culturale di una comunità in un ideale passaggio di testimone tra generazioni. L'iniziativa è stata istituita con la legge del 2021, celebrata quest'anno la sua prima edizione. È importante, sottolinea il dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e delle identità siciliana Franco Fazio, trasmettere ai giovani la memoria del nostro passato perché realizzano di essere una parte di un processo integrante che ha radici profonde. Noi siamo il frutto della nostra storia e delle tradizioni che si sono radicate nel tempo. Occorre quindi farsi carico di questo passaggio di testimone affinché il nostro passato sia storia viva, modello di comportamento, recupero di identità e testimonianza di memoria. E la cantina di Donna Fugata tra le 50 migliori destinazioni di enoturismo nel mondo, un riconoscimento che arriva da una qualificata giuria internazionale, il servizio. Donna Fugata e la Sicilia del vino di qualità raggiungono un nuovo prestigioso traguardo. È stato annunciato ieri in Argentina, nella città di Mendoza, la World Best Wine World Academy. Colloca l'azienda siciliana per la prima volta tra le 50 migliori cantine nel mondo per l'esperienza di visita e degustazione offerta ai turisti e enoturisti. I rigorosi criteri di valutazione hanno riguardato aspetti quali la qualità del vino, la particolarità della degustazione, la professionalità degli addetti all'accoglienza, nonché il fascino stesso della cantina. In questa edizione della Top 50 Donna Fugata è stata premiata come cantina storica di Marsala. L'azienda entra così nella World Best Wine World per la splendida barricaia sotterranea, per lo stile dell'ospitalità autenticamente siciliana e per le originali degustazioni proposte dai ricercati abbinamenti vino-cibo. È una notizia bellissima, hanno commentato José e Antonio Rallo di Donna Fugata. Per noi e per la nostra amata isola l'Accademia ha apprezzato il nostro tratto distintivo, incentrato sul dialogo tra vino e arte, dalla scoperta dei territori ai vini, delle etichette d'autore alla musica. L'esperienza a Donna Fugata è sempre coinvolgente per gli enoturisti che riceviamo da tutto il mondo. I 600 giudici della World Best Wine World Academy, esperti di vino, viaggi ed enoturismo di 22 diverse nazionalità, hanno valutato la qualità dell'esperienza offerta dalle cantine di tutto il mondo e nel 2022 hanno attribuito questo prestigioso riconoscimento solo a 3 cantine italiane, tra cui la nostra siciliana. Passiamo ora alle notizie sportive. Cresce l'attesa per il derby della provincia Licata che si disputerà alle ore 15 di domani allo stadio Dino Liotta. La squadra del presidente Massimino incontrerà il Canicattì Calcio. Seguiamo le interviste. Il presidente Licata riduce a 5 risultati utili consecutivi, 2 pareggi, 3 vittorie. Possiamo essere soddisfatti fino a questo punto? Sì, possiamo essere soddisfatti perché finalmente abbiamo raccolto, diciamo, quello che effettivamente non avevamo raccolto nelle partite precedenti e siamo
così abbiamo riportato i risultati in linea con quello che sono i nostri obiettivi, però insomma siamo a un inizio di stagione, quindi in questo momento su questa via dobbiamo essere bravi a continuare. Era questo l'inizio che si aspettava? Effettivamente a livello di punteggio sì, penso di sì, questa era la squadra. Noi siamo fiduciosi di avere un gruppo giovane, come lo era anche l'anno scorso, forse quest'anno ancora di più, però di qualità, perché sono tutti quanti ragazzi che diciamo o hanno già un'ottima esperienza o se no nel settore giovanile sono tra i migliori, che effettivamente le nostre migliori espressioni. Domenica si torna a casa, c'è da difendere il fortino Dino Liotta, possiamo contare di nuovo sul pubblico, ci sarà un derby col Canicattì. Che partita si aspetta e che cosa vuole dire ai tifosi? Intanto, sempre per riallacciarmi a quello che stavamo dicendo poco fa, sono contento che arriviamo a questa partita con diciamo 2 punti in più rispetto al Canicattì, quindi questo già significa che diciamo, abbiamo raccolto qualcosa di quello che effettivamente abbiamo seminato, perché avevamo programmato. Detto questo, vorrei finire la partita diciamo, mantenendo questo, diciamo, questo vantaggio, ecco, insomma, così, che non vuol dire niente, però per il campanilismo è una cosa importante, per i nostri tifosi è importante, e quindi chiediamo aiuto alla tifoseria e vogliamo che il Liotta continui e ritorni ad essere il fortino che è sempre stato voglio dire, quando ci sono io, insomma, però nella nostra tradizione. No, mister, intanto complimenti, hai raggiunto 100 panchine con il Licata, un traguardo importante, raggiunto tra l'altro in un momento positivo della squadra, 5 risultati utili, 2 pareggi e 3 vittorie consecutive. Sì, è un bel traguardo, mi fa piacere aver raggiunto 100 panchine con la squadra della mia città, anche se io, come sapete, non sono licatese, ma sono palermitano, però vivo qua da 40 anni, per cui mi sento licatese a tutti gli effetti. Bel traguardo, sono contento e spero di continuare a lungo e cercare di fare più partite con questa maglia. Festeggiato le 100 panchine con una vittoria, un momento buono, ottimo per il Licata, morale alto, questo può essere un vantaggio in vista della prossima partita col Canicattì qui al Dino Liotta? Stiamo bene sia fisicamente che mentalmente, abbiamo lasciato dietro quel periodo negativo che era fatto di belle prestazioni ma non di risultati, invece in quest'ultimo periodo, in queste 5 partite sono arrivate prestazioni e risultati. Dobbiamo giocare sempre su questi ritmi e su questa linea, perché abbiamo le potenzialità per farlo. Domenica abbiamo un impegno difficile contro una buona squadra e dobbiamo continuare a crescere, ma soprattutto a fare risultati importanti. Ecco, ho parlato di impegno difficile con il Canicattì, domenica qui al Dino Liotta, che avversario ti aspetti? Ma è una squadra che le ultime 5 mi sembra che abbiano fatto 3 pareggi e 2 sconfitte, per cui non naviga in una situazione buona in questo momento, però erano partite abbastanza bene sugli ali dell'entusiasmo, è una squadra esperta, una squadra che ha giocatori esperti dietro, anche in mezzo al campo, è una squadra aggressiva, corre, ha delle buone individualità e anche ben organizzata, per cui dobbiamo stare attenti, non farci prendere da quello che è il momento così bello e con grande entusiasmo e sottovalutare questo aspetto, perché dobbiamo essere una squadra umile, che corre, che si sacrifica, che è compatta, ma soprattutto che riesce a fare quelle cose che noi prepariamo durante la settimana. Qualcuno temeva all'inizio della stagione che non ti saresti bloccato, poi sono arrivati i gol, ora siamo tutti più tranquilli. Sì, per fortuna sono arrivati questi gol e soprattutto sono stati gol importanti per la vittoria della squadra. L'importante è vincere e continuare quello di buono che abbiamo fatto nelle ultime 3 partite. Partita tosta domenica, arriva il Canicattì.
Sì, è un derby, è una partita bella da giocare, ci saranno molte persone a vederci e speriamo di continuare questa striscia positiva. Per un motivo o per un altro avete potuto sfruttare poco il fattore campo, una volta si è giocato in campo neutro, un'altra volta a porte chiuse, un'altra volta era il derby col Catania. Ecco, quanto è importante per voi l'apporto del Dino Liotta? Sì, sarà secondo me un valore aggiunto il Dino Liotta, speriamo i tifosi vengano in massa a sostenerci e soprattutto speriamo di renderli felici. Tu conosci bene ormai il pubblico del Dino Liotta, che cosa può dare? Può dare tanto, abbiamo visto con la partita col Catania, anche se i tifosi erano al 50%, però l'ho visto l'anno scorso e in queste prime partite. Speriamo che vengano più persone possibili a darci una mano. Che partita sarà quindi? Che partita ti aspetti? Anche dal punto di vista tuo personale, il Canicattì ha molto fisico, molta fisicità e voi la dovete mettere sul piano del fraseggio. Sì, noi dobbiamo fare la nostra partita come sappiamo, dobbiamo fraseggiare come hai detto tu e dobbiamo imporre il nostro gioco. Poi a fine partita vedremo come andrà. E anche derby in città, l'Acragas Calcio del presidente Giuseppe Deni, che al momento guida il campionato della Serie Eccellenza, se la vedrà con la squadra del Pro Favara Calcio. Sentiamo l'allenatore Nicolò Terranova e un giocatore. Mister, ci siamo, domani all'Esseneto l'attesa sfida Acragas Pro Favara, in palio punti importanti per l'alta classifica che Acragas servirà per portare a casa l'intera posta in palio e che Acragas servirà contro un avversario annunciato in grande forma. Partita difficile a prescindere dai 3 punti, perché affrontiamo una squadra che sta attraversando un buon momento, perché è un derby, perché ci aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni, non vogliamo fallire questo impegno. Affrontiamo una squadra che nelle ultime 3 partite le ha vinte tutte e 3, una squadra che nelle ultime 2 non ha subito reti, una squadra che rispetto alla precedente gestione ha dei principi un po' diversi, meno aperta, meno propensa al gioco offensivo, molto più sorniona e sicuramente non ci concederà molta profondità. Dobbiamo essere bravi a sviluppare le situazioni di gioco che abbiamo preparato in settimana. Poi affrontiamo una squadra che è stata costruita per i vertici della classifica e quindi per noi è un altro esame che dovremo superare. L'Acragas moralmente e fisicamente come arriva a questa sfida? Arriva consapevole delle proprie forze senza mai sottovalutare l'avversario, rispettandolo anzi. Arriva in un punto dove è una fase importante del campionato, dove il campionato stesso si sta delineando. Dobbiamo essere bravi a incidere, a determinare in questo momento, perché poi le partite più in là saranno molto più difficili. Domani cosa potrebbe fare la differenza? Sicuramente la giocata del singolo, sicuramente le palle inattive. È chiaro che 2 squadre che si equilibrano, 2 squadre che si conoscono tra l'altro molto bene, perché ci siamo già affrontati in Coppa Italia. È chiaro che noi dal nostro canto dobbiamo dimenticare quelle 2 partite perché non fanno testo, e loro chiaramente a livello mentale metteranno qualcosa in più magari per vendicare proprio il fatto che sono stati esclusi dalla Coppa. Garufo, domenica arriva la Pro Favara all'Esseneto di Agrigento, 8ª giornata di andata dell'Eccellenza Girone A. È un big match, un derby che tu conosci abbastanza bene perché sei di Grotte, conosci sia l'Acragas che la Pro Favara. Che gara potrebbe venirne fuori? Sicuramente una gara con 2 squadre che stanno attraversando un ottimo momento di forma. Poi è sempre un derby, spero che sia una grande partita per noi, per i tifosi che ci verranno sicuramente a vedere, e sappiamo di affrontare una squadra che ha ambizioni alte, quindi inizia un mese ora dove affronteremo squadre che hanno lo stesso obiettivo nostro, quindi dobbiamo farci trovare pronti. Tu che conosci bene la Pro Favara, cosa temi dell'avversario? È una squadra di carattere che è saputa uscire da un momento difficile all'inizio campionato, quindi hanno delle qualità importanti. Noi ovviamente ci stiamo preparando bene, anche se abbiamo avuto una settimana corta, visto e considerato la partita dei quarti
di Coppa, però stiamo preparando bene la partita. Sappiamo con umiltà affronteremo una squadra importante per la categoria, ma noi siamo pronti e quindi giocheremo sicuramente per vincere. Che Akragas servirà domenica e soprattutto qual è il tuo appello ai tifosi per supportare e sostenere l'Akragas? L'Akragas deve dare sempre il 110% perché noi siamo una squadra che non si deve accontentare. Ovviamente quando arrivano tanti risultati positivi diventa sempre più difficile la domenica successiva cercare di portare sempre la posta in palio, però noi abbiamo un traguardo importante da raggiungere, quindi dobbiamo cercare di avere sempre fame. Poi ai tifosi sicuramente di riempire lo stadio perché questa squadra e questa società sta facendo grandi sforzi, quindi non per caso siamo lì e dobbiamo cercare di coltivare ancora questo entusiasmo. Altro incontro interessante riguarda la Fortitudo Agrigento a caccia del Tris contro il Latina al Palamoncada a Porto Empedocle, la terza vittoria consecutiva in campionato che porterebbe la squadra biancazzurra sempre più in alto in classifica, con la consapevolezza che la squadra sta acquisendo molto bene i meccanismi di gioco del coach Cagnardi. Proprio a inizio stagione aveva dichiarato che servivano diverse partite prima di amalgamare la squadra e partita dopo partita i risultati iniziano a vedersi con una condizione fisica in evidente crescita. Il Latina del coach Franco Gramenzi viene da una sconfitta tenendo testa alla Vanoli Cremona. In campionato ha ottenuto solamente una vittoria e arriva ad Agrigento con la voglia di rilanciare per non rimanere in coda alla classifica. Ebbene, stanotte torna l'ora solare in Italia, si cambia, bisognerà spostare le lancette dell'orologio di un'ora indietro alle 3 del mattino. La modifica consentirà di dormire nell'immediato un'ora in più. Parallelamente si perde un'ora di luce naturale, mentre ci si avvia verso la seconda parte dell'autunno e quindi verso la stagione invernale. L'ora solare rimarrà in vigore fino a domenica 26 marzo 2023, quando verrà ripristinata l'ora legale. Bene, questo è tutto per l'appuntamento del nostro telegiornale. Vi auguriamo un buon fine settimana e vi diamo appuntamento alla prossima edizione di TV A Notizie, lunedì, giorno 31.